a questo incontro molto particolare. Io ringrazio subito la dottoressa Mariangela Ruta Serafini, che per me particolarmente è stato il modello da seguire. Quando io mi sono laureata, sono arrivata con la cooperativa Petra a fare la didattica Este, dove lei era direttrice, e ricordo benissimo che, a differenza di altri musei, lo dico insomma in giro per l'Italia dove siamo state, e dove i direttori ci guardavano, ci lasciavano parlare, così lei ci seguiva, ci controllava, sentiva se dicevamo sciocchezze e poi ci istruiva al meglio. Quindi devo dire che le siamo io che sono debitrice, perché tante cose non le avrei imparate se non avessi potuto essere richiamata all'ordine, anche perché io sono epigrafista latina, per cui proprio iniziavo a conoscere il mondo dei Veneti antichi. Ed è proprio questo. Però prima di passare a quello che è il nostro incontro, e che è un incontro affascinante perché la dottoressa Ruta, che è un'archeologa, è stata funzionaria della soprintendenza, è stata direttrice del Museo Nazionale Attestino di Este, ma soprattutto è forse una delle più grandi conoscitrici dell'archeologia padovana, perché ha scavato in tutta la città, e oggi poi ce lo presenterà, quindi avrete anche modo di porle delle domande, proprio perché Padova ormai insomma è difficilmente individuabile nelle parti più antiche, e dobbiamo affidarci proprio a chi ha lasciato e ha documentato questi scavi. Però prima vorrei farvi conoscere la dottoressa, che non è di Padova di origine, ma che si è appassionata all'archeologia come quando nella sua sono venetizzata, diciamo. Io sono pugliese di nascita, abruzzese fino al liceo di Vasto, e poi sono venuta a Padova a studiare e quindi sono rimasta qui. E come mi è venuta questa passione? Non subito, al liceo volevo fare la giornalista, e invece frequentando il liceo classico mi sono avvicinata al mondo antico, e poi frequentando l'università ho deciso di tentare di fare l'archeologa. Ecco. Anche se la giornalista poi l'ha fatta in qualche modo, soprattutto in radio, con una trasmissione che si chiama Ogni cosa è illuminata. Sì, ogni cosa è illuminata dalla luce del passato. È il titolo di un libro che forse avete letto, se no ve lo consiglio vivamente, di Jonathan Safran Foer, che si intitola appunto Ogni cosa è illuminata, e dà valore ai ricordi che contribuiscono a farci vivere meglio. È stato tratto un film anche molto, certo, molto affascinante. Bene, ma ritornando a noi, e per conoscerla ancora meglio, ecco, come direttrice del Museo Nazionale Attestino, lei arrivava dalla Puglia, è arrivata a Este, poi è vero che i Veneti e i Pugliesi sono legati da millenni di contatti, ma che cosa le ha lasciato Este proprio? Perché non so se voi l'avete visitato, il Museo Nazionale Attestino, ma è davvero un nostro tesoro per i reperti. Beh, il Museo Nazionale Attestino rappresenta la civiltà dei Veneti antichi, quindi è il museo da conoscere se vogliamo saperne di più sulla nostra regione nel primo millennio avanti Cristo, che è stata sede di questa cultura, la cultura dei Veneti, che è stata contemporanea a quella degli Etruschi, della colonizzazione greca in Italia meridionale, in Puglia per esempio, e che è stata una cultura
forse è rimasta un po' nell'ombra. Fino a un po' di tempo fa sui libri di scuola non comparivano i veneti, solo gli etruschi e a volte i celti che evocano ben altri scenari, no? Sono particolarmente intriganti. Invece la civiltà, la cultura dei veneti ha per me un potenziale tuttora di scoperte, di novità che continuano, non si limitano all'esposizione museale che è nata nell'Ottocento, ma le ricerche continuano e quindi si può percorrere questo cammino sempre con novità. Beh, poi non dimentichiamo la grande mostra Venetkens che a Palazzo della Ragione, e una delle tessitrici, così le chiamavamo, era proprio la dottoressa Ruta insieme alla dottoressa Veronese, Gambapurta, Gamba, insomma è stato un lavoro d'equipe straordinario per presentare al pubblico, al grande pubblico, questa civiltà e legarla agli ultimi studi e agli ultimi scavi, quindi è stata un'occasione unica che ha anche un po' ridisegnato alcuni aspetti. E le chiedo però, qual è lo scavo che le ha lasciato a Padova, intendo adesso, quindi relativamente a quel periodo, il maggior, insomma, un qualcosa di più rispetto agli altri, e qual è lo scavo invece che, visti i reperti, ha sconfessato completamente le fonti scritte? C'è molto... Lo scavo che mi ha lasciato di più di Padova e senz'altro quello della necropoli tra via Tiepolo e via San Massimo, che se capiterà un'altra occasione sarà oggetto di una futura chiacchierata dedicata. E perché? Perché è stato uno scavo enorme in tutti i sensi, più di 4.000 metri quadri di estensione, è stato uno scavo lungo un anno e abbiamo scavato tutti i giorni sotto la neve, sotto il sole, e abbiamo per la prima volta capito i rituali, la celebrazione della morte presso i Veneti antichi in una maniera più profonda di quello che non fosse stato prima. Invece l'altra domanda la potrei capovolgere. Le fonti scritte, Tito Livio in particolare, dice che a Padova c'era un tempio di Giunone. Questo tempio conservava ancora ai tempi di Tito Livio i rostri delle navi che i Patavini avevano conquistato quando Cleonimos, un principe spartano, nel 302 a.C. aveva cercato di arrivare verso Padova. I Patavini l'hanno fermato prima e l'hanno rimandato a casa sua. Allora, qual è il punto? Che questo tempio di Giunone che Tito Livio ha visto, speravo tanto di vederlo anch'io, prima o poi. E invece, malgrado ci siano stati negli ultimi decenni a Padova moltissimi scavi, alcuni davvero importanti, il tempio di Giunone
non l'abbiamo ancora trovato. L'importante è che sia ancora, quindi Chi lo sa? potrebbe anche esserci, potremmo essere anche fortunati. In archeologia, come nella vita, le sorprese sono sempre inaspettate, nel bene e nel male. Bene, però partendo da questa prima diapositiva, archeologia urbana, e allora le chiedo subito, ma che cosa voleva dire scavare a Padova, un'archeologia urbana in una città, in centro ad una città così anche vissuta? Vuol dire ancora essere pronti a lavorare come ricomponendo un puzzle che si sa già che non sarà mai completo. Ugualmente vale la pena di farlo, di fare le ricerche, di documentare e poi rimettere giù a tavolino le piante, la documentazione di quello che via via si è trovato, giustapponendole, no? Una vicino all'altra, aspettando che si compia un'altra scoperta per riempire le lacune. Ma ripeto, alcune lacune purtroppo non si potranno mai colmare. Quali? Quelle delle distruzioni già avvenute. Tutta l'attività edilizia che c'è stata a Padova, un po' selvaggia forse rispetto a città come Verona, che sono riuscite a conservare un po' di più il loro sottosuolo, e Padova soprattutto negli anni 60 si è divorata il suo passato e quindi dobbiamo andare avanti pensando forse il Tempio di Giunone è uno di quei contesti che sono andati distrutti per sempre. E allora questa diapositiva invece ci racconta un pochino questa città. Sì. Non so se avete presente, insomma, questa ansia e controansia che disegna, no? Questa nostra Padova. Ma ecco, ce la vuole un po' raccontare? Questa Sì, è una pianta che ci racconta anche il mondo dei Veneti, di queste 50 città, diceva Strabone, no? Dei Veneti antichi. 50 città. In realtà 50 non le possiamo ancora contare, ma ce n'erano veramente molti di centri urbani: Padova, Este, Treviso, Altino, Oderzo, Concordia, Sagittaria e poi Verona, la cui pre-romanità è stata scoperta in tempi più recenti, e poi Oppiano, Gazzo Veronese al confine col mondo etrusco. Alcuni di questi nomi forse vi stupiranno, perché oggi non sono vere e proprie città. Altre sì, e sono cresciute su se stesse, e questo è il caso di Padova. Padova era una grande città, sapete, non dobbiamo immaginarla come accadeva un po' di tempo fa, un villaggio di capanne, magari molto fangoso, quello sì, fangoso perché Padova era interessata periodicamente da alluvioni, come succede ancora del resto. Però l'acqua
era la vita di Padova, il fiume che la percorreva le ha dato la possibilità di sviluppare i suoi commerci e le sue attività economiche. E quindi questi veneti di Padova avevano una loro struttura, parliamo di appunto età del ferro, parliamo di un primo millennio, no? Avanti Cristo. Certo. E avevano delle strutture e anche una comunità, una collettività. Quindi. Avevano ciò che ci dà la dimensione urbana, sono non solo l'estensione della città che ha raggiunto nella sua massima espansione tra il VI e il V secolo avanti Cristo 200 ettari, quindi grande come le grandi città etrusche. Ma ciò che conta di più è l'assetto urbanistico, le strade, i canali, i quartieri con i loro confini. Sono queste le infrastrutture che ci parlano di una città organizzata, che aveva un potere politico centrale, che gestiva le opere collettive. Per fare una strada ci vuole questo tipo di organizzazione, così come per costruire le opere di arginatura palificate di legno come quelle di Largo Europa, oppure arginature di tracchite come quelle di via San Pietro. Sono le opere collettive che ci danno l'idea di questa organizzazione. E l'abitato più antico quindi della nostra città invece c'è la zona, è Eccolo, questa è una scoperta del 2000 e nel cortile della questura è stata una squaberta mozzafiato, perché qualcuno senza nome, come succede quasi sempre in questi casi, ha fatto una telefonata dicendo che passando col bus aveva visto nel cortile della questura una enorme sezione di strati dove si vedevano degli strati, una sezione, una parete di terra alta quasi 5 metri in alcuni punti, tutta segnata da strati diversi. Allora mi sono precipitata e abbiamo fermato i lavori. Una cosa che non si fa, voglio dirlo questo perché le persone spesso pensano: ah, la soprintendenza arriva e ferma i lavori, ma non è affatto così. Da moltissimi anni a Padova c'è un piano regolatore che funziona dagli anni '80, che prevede che per ogni scavo nel sottosuolo superiore a 1 metro di profondità si mandi preventivamente il progetto alla soprintendenza, che lo valuta e sa già se in quella zona c'è o meno un rischio archeologico. Quindi lo scavo è preventivo ed è previsto. Io ho
migliaia, posso dire, di volte ho detto agli amici progettisti: guardate, qui troveremo abitato, oppure qui troveremo delle tombe. E quasi mai, detto fra noi, mi hanno creduto, prima di tutto. E poi nessuno, in tanti anni di esperienza, nessuno ha rinunciato allo scavo archeologico e quindi allo scavo per le autorimesse sotterranee. Questo ci dice che l'interesse di realizzare le autorimesse era superiore al costo dello scavo archeologico, e così è stato. Abbiamo un esempio incredibile proprio qui vicino, no? In via Umberto I. Certo, poi vedremo qualche immagine. E allora, leggendo un po' questa leggenda, così mi viene subito da chiederle: abbiamo appunto le unità abitative, ma abbiamo le unità artigianali. Cosa significa in un insediamento quindi abitativo veneto? Significa un aspetto essenziale, no? L'autonomia economica della città e la sua floridezza, e vengono anche dalla possibilità di lavorare i metalli, soprattutto il bronzo, perché in bronzo venivano realizzati moltissimi utensili, moltissimi. Non pensate alle spade, perché le spade non fanno parte, se non in maniera marginale, di questo periodo. Le spade, le grandi spade ad antenne, fanno parte dell'età del bronzo, quindi di un'epoca più antica. Il bronzo nel primo millennio a.C. era utilizzato di più per attrezzi, come asce ad esempio, ma molti altri attrezzi, e veniva laminato per realizzare le famose situle figurate per le quali i veneti erano famosi artigiani. A Este, naturalmente, la situla Benvenuti Situla è una secchia, praticamente un secchio di bronzo istoriato, con un racconto che ancora oggi desta sorpresa, perché ogni volta si aggiunge un tassello all'interpretazione, no, di queste fasce decorative, ma sono di straordinaria fattura. E procedendo, quindi, un'altra immagine, questa di Piazza Castello. Noi siamo sì, non molto lontani da qui. Nelle immagini successive si può vedere che anche in Piazza Castello, oltre che nell'area della questura, sono state trovate tracce di attività di lavorazione sia dei metalli, del bronzo, che della ceramica. Come questa. E poi ancora, per chi conosce Padova, quindi vedete, è una chiacchierata, ma vedete che stiamo passeggiando per la città praticamente, e arriviamo verso San Gaetano, quindi dove oggi potete andare a visitare la mostra di Frida Kahlo, ma insomma c'è un'altra realtà ancora più evidente. Qui di evidenze preromane ce ne sono state poche, perché è uno dei casi in cui i romani e quelli che sono venuti dopo hanno costruito molto e quindi obliterato le attività più antiche. E ancora
in via del Padovanino. Ecco, questo è un esempio un po' suggestivo, perché siamo, come spessissimo succede in questi scavi, siamo in cantina, non siamo all'aperto, en plein air. Siamo in una cantina magari di piccole dimensioni dove può venire fuori un pavimento, un piano battuto che veniva usato come focolare. Ecco, ci aiuta a leggerla questa immagine, cioè, perché Certo, non sia così facile. no, se immediata. forse no, però si vede bene la stesura regolare dell'argilla che naturalmente veniva selezionata, si andava a cercare un'argilla abbastanza pura, abbastanza pulita, dicono in gergo gli archeologi, veniva effettuata questa stesura al di sopra di uno strato di cocci, perché i nostri antenati, sapete, diversamente da noi non buttavano via quasi nulla, veniva riciclato tutto. Come oggi si cerca di imparare a fare la raccolta differenziata, e nel mondo antico queste erano regole di base. La ceramica si rompeva, veniva aggiustata, si rompeva in più pezzi, veniva usata come letto di cocci refrattario, si rompeva in pezzi più piccoli, veniva usata come base per le strade, il coccio-pisto che i romani usavano come sottofondo viene da qua. Non c'era la plastica, quindi moltissimi recipienti erano realizzati in ceramica e in legno. Naturalmente i metalli venivano rifusi al 100%, non si buttava via quasi nulla, persino le ossa di animali venivano tritate e usate per decorare i vasi come una pasta bianca, no? Ecco, proprio per riallacciarmi al concetto di vasi, ogni centro aveva poi una propria ceramica, una moda o un prodotto che esportava, sì, magari caratteristico. Sì, poi vedremo un esempio molto vicino a noi. Questo è il cantiere di Via Battisti, un cantiere importante, adesso vedremo perché, ma ecco qui un altro brandello di casa, vedete? Questa è una parete con l'angolo di una casa rettangolare di cui potete riconoscere le buche dei pali e una parte del pavimento. Anche qui siamo in cantina, ma in questa cantina è emerso un manufatto di grande importanza proprio per la dimensione urbana di Padova, ed è questo cippo che purtroppo era nel terreno rimosso, ma che ci ha sorpreso moltissimo perché è un cippo iscritto
su tutte e quattro le facce. E la cosa sorprendente è che l'iscrizione in alfabeto venetico, ovviamente i veneti conoscono la scrittura a partire dalla fine del VII secolo a.C., quindi quasi in contemporanea con gli Etruschi. Dicevo, l'iscrizione segue la stessa formula di un altro cippo trovato dalle parti di Via Tadi. E questa cosa ci ha sorpreso perché il cippo di Via Tadi dice qualcosa del tipo: questo termine, questo cippo, lo posero i Mediai, che gli epigrafisti hanno ritenuto si tratti di un collegio del tipo degli edili in epoca romana. Invece su questo cippo, con la stessa formula, però il nome dei Mediai è al femminile, Mediai. Quindi si è pensato, e senza troppo fantasticare, che ci fossero dei collegi professionali anche al femminile. E questo è molto interessante perché a Este abbiamo anche una presenza forte anche a livello religioso, culturale, no? Certo, donne. col Quindi santuario di Reitia, una, non l'unica, sia ben chiaro, perché fino a 40 anni fa si diceva che Reitia fosse l'unica divinità dei Veneti. Adesso di divinità ne conosciamo almeno 6 o 7. E Reitia è l'unica femminile in realtà, le altre sono maschili. E nel santuario di Reitia, come accennava Francesca, sono state trovate le tracce dell'insegnamento della scrittura. E gli stili, cioè le penne con cui si scriveva sulle tavolette di cera, recano una dedica alla dea Reitia fatta da un personaggio femminile, sempre diverso. Ci sono molti nomi di donne, anzi solo nomi di donne sugli stili di Reitia, e questo ha fatto pensare a un sacerdozio al femminile. e questo sarà bellissimo affrontarlo magari in una serata dedicata alle donne venete. dei Veneti antichi. Ecco, e all'interno delle case però si trovano anche dei depositi votivi che poi ogni tanto, io adesso ho degli studenti albanesi del Kosovo e mi dicono: sa che noi quando costruiamo una casa nascondiamo sotto la soglia della casa, mettiamo dei doni portafortuna per il buon auspicio della famiglia. E mi ha molto colpito questo perché insomma un po'... Se qualcuno di voi ha visitato il nuovo museo dell'Acropoli di Atene, quando si arriva all'ingresso si guarda sotto i propri piedi e c'è una lastra con un deposito votivo. In quel caso di entità maggiore, ma si tratta tuttavia di qualcosa di non troppo diverso da
questi depositi tipicamente di Padova, che erano composti di di diversi vasetti di piccole dimensioni. Vedete, questo è uno dei più numerosi, se non sbaglio è quello di via Santa Sofia, Palazzo Polcastro, e a volte accanto a questi vasetti, che contenevano sicuramente delle offerte alimentari, del cibo, delle bevande che bene augurassero l'abbondanza della casa. A volte assieme ai vasi troviamo anche degli oggetti di bronzo miniaturizzati, 2 piccoli alari, degli spiedini, una paletta, dei bicchierini che simboleggiano il fuoco domestico. E che potete vedere ai musei civici e agli eremitani, perché sono anche esposti, quindi ritrovate miniaturizzati questi oggetti. Quindi se noi pensiamo alla nostra città, come la possiamo leggere dal punto di vista veneto e sì, dell'organizzazione? Qui molto così in sintesi, la parte rossa, diciamo, è l'abitato, la parte residenziale. Quelle in giallo sono le necropoli. E questa è la necropoli meridionale, dove ci troviamo noi, che siamo qui più o meno, e quella è la necropoli orientale di via Tiepolo, via San Massimo, e poi il nucleo di via Loredan, un nucleo più piccolo e purtroppo molto, molto sconvolto. Invece le zone in verde rappresentano i campi fuori all'esterno della città, e che erano una risorsa molto, molto importante per Padova. Per intenderci, qui c'è la stazione ferroviaria, insomma qui c'è la zona dell'arena, adesso certo. Per darvi un'idea insomma di dove siamo. Questo è il Prato della Valle. Esatto. E proprio da una necropoli vicino a noi sono arrivate forse le più grandi anche novità, perché parliamo, poi il rito funerario veneto è soprattutto insomma di cremazione, invece certo. in questa necropoli c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, come vedremo. Questa è una pianta dello scavo, appunto, mi pare 2002, lo scavo di Palazzo Emon Capodilista per realizzare un'autorimessa interrata in un'area di 300 metri quadri. Abbiamo scavato 692 tombe. Vedete che la densità è altissima. Ma come diceva Francesca, la prima novità è di aver trovato la necropoli meridionale, di cui c'erano solo vaghi indizi, ma che non era mai stata vista o scavata. Si pensava che Padova avesse i suoi cimiteri solo a oriente, verso Altino, verso la Viania. Invece questa scoperta ci ha fatto capire meglio l'assetto della città. Perché? Perché se noi torniamo indietro di due, molto brevemente, vi dico che questo è il nucleo abitativo dentro l'Ansa. Questo
è quello della controansa, no? Qui siamo via Battisti, la questura, per capirci, qui invece le piazze, San Martino e Solferino, eccetera. Il fatto che ci sia un nucleo di necropoli qui a sud ci ha fatto capire che quasi certamente c'è un legame fra il nucleo abitativo dell'Ansa, che probabilmente usava la necropoli a sud, e quello della controansa che usava la necropoli a oriente. Questo è uno dei motivi per cui la scoperta del palazzo Emon Capodilista è stata così importante. L'altro motivo, come diceva Francesca, è nell'entità del rito dell'inumazione. La maggior parte delle tombe sono a incinerazione, c'è un'urna, vedete, sempre dotata del suo coperchio. L'urna è la rappresentazione simbolica del defunto e ne contiene le ossa bruciate, e poi tutto intorno il corredo. Invece l'inumazione prevede la sepoltura in terra del corpo, come si vede bene in queste immagini. Il motivo di questa discriminazione non lo abbiamo ancora ben capito, ma oggi, e per quello parlavo di continue novità, oggi ci sono analisi che fino, diciamo, a 20 anni fa neanche potevamo immaginare, che sono quelle sugli isotopi, che si possono fare sia sui cremati che sugli inumati. Il DNA invece si può fare solo sugli inumati, perché nella cremazione non si conserva. E dicevo, queste analisi degli isotopi che abbiamo iniziato a tentare danno dei risultati molto rilevanti, perché pensate, ci dicono quell'individuo dove è nato, è vissuto, e quindi da dove viene. Addirittura nel caso della necropoli Emon Capodilista abbiamo qualche caso di individuo nato altrove, vissuto in un altro luogo e poi venuto a vivere a Padova, esattamente come un matrimonio misto, no? Beh, mi viene in mente il dentino da latte di Isernia, comunque, certo, che hanno analizzato, di un bambino di 4 anni al Museo Paleolitico di Isernia, e dicono che in gestazione la mamma non ha mai compiuto più di 10 km di percorso, non si è mai allontanata per più di 10 km, e l'hanno fatto questa analisi partendo da un dente. Quindi non è denti particolare. ci rivelano moltissime cose, come chi è medico o frequenta l'ambiente medico sa bene, ci dicono l'alimentazione, le paleopatologie, certe malattie. Si può sapere molto di più negli ultimi anni su questi aspetti, no? Anche questo è un motivo per andare a visitare i musei civici agli Eremitani, perché c'è una donna lì inumata, certo, a 70 anni forse, 70 la anni. sciamana la chiamiamo affettuosamente detta
la sciamana, questa donna che ha un'età considerevole per quei tempi e che è sepolta inumata. Era avvolta in un sudario di tessuto e anche sul tessuto ci sono molte indagini nuove per avere informazioni impensabili sulle fibre, la lavorazione, l'origine, eccetera. E dicevo, questa sciamana è sepolta inumata, ma con i vasi deposti capovolti sul ventre in corrispondenza del ventre, quindi con un rito molto particolare. Del resto che le donne nel mondo antico, fin dal Neolitico almeno, fossero le più vicine ai saperi magici, ai saperi della medicina. Qualcuno di voi, non so, se ha letto questa bellissima serie Aila, figlia della terra, dove c'è la storia appunto molto più antica di quella che stiamo raccontando stasera, in cui uno dei personaggi della società paleolitica è la donna della medicina. E poi sì, certo, a un certo momento ci hanno anche bruciato, è vero, però se pensate anche alle realtà antropologiche, la curandera dell'America Latina, piuttosto che la Cabbadora sarda, insomma abbiamo una gamma di confronti e di esempi sulla capacità della donna anche di preparare dei farmaci, così come dei veleni. Mi viene in mente che appunto è già 2 volte che nominiamo queste donne in abbinamento alle donne venete, bisognerà pensare di... Ne parleremo volentieri. Ma invece qui vicino, proprio qui a noi. Qui, questo ho voluto inserire queste immagini di cocci, che in genere sono di pessimo gusto. Nelle conferenze non si fanno vedere i cocci, piuttosto gli scheletri, che piacciono molto di più, perché i cocci, come dice mia sorella, medico, psichiatra, tutta questa roba rotta mi fa venire una depressione e quindi non entra nei musei archeologici se non in casi straordinari. Quindi i cocci perché? Perché in effetti questa è la testimonianza più vicina a noi, anzi quella proprio giusta è in questo disegno, in queste immagini. Siamo in via Pasquale Paoli, siamo sotto il condominio al di là di questa strada, dove nell'89 è stata scavata, prima di realizzare le autorimesse, è stata scavata in estensione l'area, e oltre a molte altre strutture di cui non vi dico perché non c'è tempo, di epoca soprattutto post-romana, qualcosina ma poco c'era di romano, sono state recuperate miracolosamente, salve dalle
frenetiche attività dei Romani, 2 tombe di V secolo avanti Cristo. E qui ne vediamo una in d'olio, grande vaso di terracotta che serviva nella vita quotidiana per conservare il cibo, le granaglie, le lenticchie, il grano, e c'è il farro, tutte quelle cose adesso carissime che ci fanno mangiare, il miglio e avanti così, persino il panico in grande abbondanza, che non vi consiglio perché io ho voluto così provare, ma insomma fino al miglio si può arrivare. Il panico. Allora dicevo, il grande d'olio di terracotta contiene il vaso ossuario col suo coperchio. Dentro il vaso ci sono le ossa conguste del defunto, in questo caso probabilmente una donna, perché ha quel numero 20, un punteruolo che era uno strumento per lavorare il cuoio, che era una delle attività pertinenti alle donne. Poi c'è un servizietto di ceramica con le offerte, un po' come i depositi votivi, ma la cosa che vi voglio far notare prima di concludere è che questo vaso ossuario non è decorato alla maniera di Padova e di Este, che in quest'epoca amavano la decorazione a fasce rosse e nere, no? No, questo vaso ha, vedete, una sintassi decorativa diversa e probabilmente proviene dalla bassa veronese. Perché questo è un tipo di ceramica che gli archeologi chiamano tipo Gazzo Coazze, che è una località di Gazzo veronese dove di questa ceramica ce n'era una quantità veramente notevole. Allora voi mi direte, e quindi forse questa è una donna che viene dalla bassa veronese a vivere a Padova. Concludo con l'ultima immagine, che è la prima che avremmo, su cui gli archeologi avrebbero dovuto riflettere di più. Questo è l'indizio della necropoli meridionale, perché la stele figurata e iscritta trovata in via Acquette è un tipico monumento funerario, quindi ci doveva far capire, dare più fiducia sulla localizzazione di questa necropoli che poi alla fine abbiamo trovato. Beh, e prima proprio di salutarci, le chiedo allora, se dovessimo riassumere in poche parole, insomma, com'era questa Padova dei Veneti antichi, com'erano questi Veneti, che città era? Nebbiosa. Benissimo. Nebbiosa in tutti i sensi. No? Sì, È una metafora. certo. Bene, signori, beh, insomma, penso che ci abbia dato